L'anno scolastico in Veneto si apre con il 30% di posti vacanti. L'ufficio scolastico regionale è alle prese con la solita corsa a tappare i buchi per la mancanza di insegnanti. E il presidente del Veneto, nell'augurare un buon anno a tutti gli studenti, ritorna sui vantaggi dell'autonomia di gestione del personale da parte della regione. Noi abbiamo l'idea dell'efficienza, noi veneti portiamo efficienza. Immagini solo se dovessimo gestire i 60.000 dipendenti degli ospedali del Veneto da un ufficio di Roma. Non è che sono incapaci a Roma, ma è talmente distante, dovrebbero occuparsi di una ventina di regioni, immagini cosa accadrebbe. Arriverebbe il segnale del comando molto in ritardo e allora l'abbiamo dimostrato, il modello funziona, facciamo in modo che funzioni un po' per tutti. No? La nostra è l'idea che noi non abbiamo mai nascosto rispetto a questo in una eventuale competenza regionale. Ovvio che poi ci sarà dibattito, abbiamo capito che a Roma qualcuno all'orticaria ogni volta che si parla di autonomia, lo chiamino federalismo, forse gli viene meno orticaria. Si aprono le scuole per quanto riguarda il Covid, qual è la situazione? La situazione è di attenzione, il Covid oggi, come era preannunciato, penso il professor Paluca ce lo disse già i primi giorni del 2020, dopo 2 o 3 giorni, diventerà, come tutte le pandemie, diventerà la nuova nostra influenza, no? Il nostro coronavirus. Ecco, non vorrei che qualcuno poi confondesse questa frase col dire, vedi, era un'influenza. Non era un'influenza perché allora dava polmoniti bilaterali e finiva in terapia intensiva. Oggi ti dà un po' di mal di gola, un po' di raffreddore e finisce lì. Dobbiamo proteggere i fragili, dobbiamo proteggere i fragili. Rispetto alla scuola ci sono dei fragili, va ricordato, dobbiamo avere attenzione per i fragili.